pianoforte nel reparto di oncologia dell'ospedale Cafoncello, perché anche la musica può contribuire a guarire. L'idea del direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. Gli industriali trevigiani, ora riuniti in Assindustria Veneto Centro, l'hanno colta al volo, mettendo lo strumento a disposizione di pazienti, medici e infermieri. Da parte nostra, quando il direttore Benazzi ci ha proposto l'acquisto del pianoforte, abbiamo pensato che fosse una bella cosa per coloro che purtroppo devono fare un percorso non facile nella loro vita, e perciò abbiamo voluto contribuire, anche perché, come sapete, la nostra è un'associazione molto vicina al territorio e alla sua popolazione. Per noi il pianoforte è importante perché l'artoterapia, la musica aiuta a star meglio, aiuta a riconciliarsi con la malattia e aiuta soprattutto a fare in modo che la cura abbia un effetto migliore. Credo che due cose siano importanti: avere bravi professionisti, e noi li abbiamo, e professionisti umani. Questa è la strada per umanizzare i servizi, per umanizzare la medicina. Gli industriali trevigiani avevano già effettuato un'altra donazione a giugno in concomitanza con la fusione dell'associazione con quella di Padova. Abbiamo costituito Assindustria Veneto Centro, unendo gli imprenditori di Padova e di Treviso e le due associazioni. Abbiamo pensato di celebrare questo bel momento attraverso una donazione che è stata fatta proprio al Cafoncello di una culla termica. Questa serve per aiutare quei bambini i neonati prematuri che hanno bisogno di un'assistenza ancora maggiore.